Buon pomeriggio signori, eccoci tornati su Round 2 Total War. Abbiamo la nostra Roma con alleati i siracunesi che poi sono agrigentini. Abbiamo un nuovo alleato che abbiamo appena liberato che sono questi qui, che sono, come si chiamano? Non è dato sapere, va bene, comunque sono gli Illiri di Rachium e abbiamo poi l'Epiro con sede ad Atene che ci detestano, ma per ora rimangono nostri alleati e nostre satrapie. Il nostro obiettivo, ragazzi, vi ricordo che lo dico spesso, però lo ridico ancora un'altra volta, è quello di giocare una Roma storica. Quindi non andremo verso nord all'inizio, ma attaccheremo, se riusciamo, la Spagna, poi ci prenderemo l'Africa, ma dubito, penso che sarà più facilmente il contrario. E adesso ci prenderemo una parte della Grecia. Ovviamente non è proprio storicissima questa cosa perché noi ci devono prendere più le coste più che l'interno, però purtroppo il gameplay è quello che è, non è difficile piegare il gioco ai nostri voleri. Nello scorso episodio abbiamo fatto la pace con tante popolazioni dell'Africa e questo è molto buono, anche se non siamo mai stati minacciati direttamente sulle coste da loro, però sicuramente avere dei nemici in meno non fa solo che bene. Niente, abbiamo liberato appunto questo proprio perché non voglio andare a invadere tutta questa zona, ma voglio solo difendermi dagli attacchi e iniziare a creare delle problematiche agli scordisci. Oggi andiamo a prenderci la Macedonia, quindi la Tessalonica, in modo tale da chiudere questa provincia e consolidare tutti i nostri territori. E qui abbiamo ancora dei nemici che sono singoli, quindi non ci interessa più di tanto. Poi qui abbiamo Niassius, insomma tutte le altre regioni, sempre di Scordisci. Vediamo di creare un po' degli stati cuscinetto favorevoli a Roma, finché poi non ci risposteremo. Stiamo già assediando ovviamente la Tessalonica. Abbiamo appena liberato la città. Vediamo di raggiungere questa zona in modo tale da assediarla. Qui ci dice di fare il giro addirittura. La la. La la. Ah, perché c'è questo esercito qui. Allora, guardate ragazzi, io posso andare anche a catturarlo in modo tale da tagliare la strada il più possibile. Va bene. Andiamo al prossimo turno. Mm. Ci muovono guerra. Allora, loro sono molto più forti di noi e sono anche più numerosi. No, scappiamo e vediamo. Perché sulla terra li battiamo di sicuro, per mare rischiamo di perdere la flotta. Vabbè, ovviamente ci ritiriamo in posti non sicuri, però vabbè. Attenzione! Attenzione! A parte che là vedo un'imbarcazione che non mi piace. Ma insomma. Sparta, non fare scherzi. Ok, i nostri alleati si muovono. Vogliono un trattato di pace. Controfferta solo se diventi stato cliente. E voglio anche dei soldi. Voglio... Tu mi puoi offrire fino a 6.000? Voglio 4.800. Niente. Attenzione, ci attaccano. Ci attaccano. Allora. Vogliono rompere l'assedio a tutti i costi. Ma non mi sembrano fortissimi loro, eh. Però noi siamo 1600. Loro sono... Allora, col discorso che abbiamo una legione a difesa, direi di arretrare un attimo. Vabbè, se ne vanno un po' dove cavolo vogliono loro. Vabbè. Ah, qua abbiamo una ribellione. Mm.
Ok, dobbiamo gestirla questa. Questa rivolta. Bene, abbiamo fatto un po' di tecnologia. Abbiamo chiamata le armi. Sì, va bene, se facciamo un insediamento, un esercito a farselo, ma non lo voglio fare. Questi non sono un problema, questi invece potrebbero esserlo. E li devo eliminare subito. Non la combatto ovviamente. Modalità equilibrio. Così li facciamo fuori subito. Schiavizziamoli. Quelli non mi preoccupano, quindi mi sposto verso nord. Bene. Tra l'altro vado a occupare il ponte, perfetto. Allora, questa battaglia qua è solo rimandata. Quindi mi metto qui e faccio un reclutamento. Sì, oddio, non è che posso reclutare chissà quanto, però vabbè. 1200. Beh, io qua potrei prenderli questi effettivamente. Sì, prendiamoli. Ok, intanto poi a Farsalo verrà fatto l'olio, bene. Sì, ok, perfetto. Qui appunto abbiamo detto, abbiamo sviluppato questa qua, le tattiche 1, quindi abbiamo una maggiore capacità di movimento, va bene. Andiamo sulle navi. Andiamo sulle navi adesso, perché ho bisogno di navi. Anche unità di mercenari non sarebbe male. Però no, andiamo sulle navi. A meno che non andiamo su qualche cosa di commerciale. Vediamo se possiamo chiudere qualcosa. Tipo questo. Questo non sarebbe male. Ci dà un po' di sconto sulla costruzione di edifici. No, però ho bisogno delle navi. Io devo farlo. Allora, fatemi vedere un attimo qua. Wow. Allora, vediamo un attimo. Guarda qua cosa ho intercettato. Benissimo. Allora, la battaglia navale non la andiamo a fare perché tanto non mi interessa di avere una flotta potente, anche perché le mie navi non sono potenti. Wow, ragazzi! Wow, wow, wow! Questo è un grande colpo per Roma. Guardate che batosta che ha tirato ai suoi alleati. Perfetto. Allora, potrei liberarli. Però, o schiavizzarli. Allora, non ho bisogno di soldi e voglio far salire un attimo anche quello che pensano di me i miei alleati, quindi li uccido. Mai più sul mare, infatti non mi amano particolarmente, va bene, ok. Mai più sul mare, Mare Nostrum, ragazzi. Allora, andiamo a migliorare, a potenziare il nostro... eh, ok, il nostro... Questo lo facciamo sicuramente. Il nostro ammiraglio, vediamo un attimo se c'è qualcosa. Allora, più danni e unità di tiro. Mi piacerebbe fare questo, ma... Sì, facciamo anche questo qui. E poi per mare cosa possiamo fare? Meno 5 per il mantenimento, va bene. Attacchiamo ancora. E diamo il colpo di grazia. Salutate il generale. Nemico che ci lascia. Perfetto. Qua li uccidiamo. Bene, abbiamo sbloccato anche una tradizione navale, ragazzi. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, andiamo a fare... questa. Ah, posso sbloccare un'altra, ragazzi. Allora, anche questa. E ne ho un'altra ancora, certo. Allora, ragazzi, dopo aver fatto un giro di tutte le caratteristiche, vado a prendere Maestri del Mare. Ci dà il più 3% alla campagna, quindi in movimento, quindi ci aumenta il range ancora di più. E ci dà anche il 3% di morale in più. Quindi va bene. Questi sono... No, facciamo il giro dall'altra parte a questo punto. E andiamo anche a rinforzarci se riusciamo. Sì, qualcosina.
qualcosina. Facciamo così e questi li uniamo. Ok, così diciamo che più o meno. Qui ho la quadrireme, però va bene così. Che colpaccio, ragazzi. La nostra flotta adesso qualcosina di danno lo fa. Sono contento. Qui stiamo costruendo il porto da Grigentum. Ok. Possiamo anche andare avanti. Leggiamo i messaggi. Se c'è qualcosa. Costruzione. Guerra dichiarata. Ah, ok, va bene. Anche contro il regno di Ordrisi. Va bene. Va bene. Wow, ragazzi. Lucio Sergio Calido. Guardate che tratti che ha acquisito. Più 1 allo zelo. Più 2 all'abilità offensiva. Più 2 all'abilità difensiva. E più 1 al morale delle unità. Va bene. Niente di eccezionale, però ci serve. Diamo un po' al prossimo attacco. Ci mandano ancora una flotta verso la nostra. Una fazione si unisce ai tuoi nemici. Male. Male. Ok, questo è il risultato delle azioni che avevo preso nel precedente conflitto. Abbiamo la plebe arrabbiata, che ci dà meno soldi, maledizione, e dà più problemi di ordine per 8 turni. I patrizi sono indifferenti. Va bene. Porca miseriaccia. Chi è che si è unito? Chi è che si è unito? Dobbiamo guardarci. Sì, ma non sarà nessuno di importante. Macedonia, popolazione infelice. Ok, andiamo a vedere un attimo, scusate, mi preme sempre il discorso navale, perché ho paura. Allora, fatemi vedere. 11. Vediamo cosa succede se provo un attacco. Ci fanno le chiappette a stelle e strisce. Sono forti anche loro, eh. No, ritiriamoci per ora. E andiamo, stiamo in questa zona qua. Devo potenziare la flotta, quindi ci prendiamo una quadrireme d'assalto. Ma no, bireme no. Ci prendiamo una quadrireme. La nave lì di fuori non è che mi piaccia tanto, eh. Allora, qua posso muovere direttamente, ok. E posso muovere anche un attacco da qui, perfetto. Quindi andiamo. La mia spia mi dovrebbe dire, gentilmente, se c'è qualcuno da queste parti. Dai, sali su. Tanto qua non mi servi. Ok. Chiedi un po'. Fatti un po' di info. Io vado ad attaccare loro. 17, qua 16. Ok, allora li attacchiamo con con questo generale qua. Quindi con loro mi posiziono qua. Qui attacchiamo. Ok, ragazzi, beh. Allora, qui la partita è subito fatta. Onestamente, di giocarmela... non è che ho tutta sta voglia. Vediamo cosa ci fa la risoluzione. 77. Modalità protezione 79. Noi ce la giochiamo in equilibrio. 77 ci può stare. Ok, ce la giochiamo così, scusate, non è che ce la giochiamo giocandola, ma col computer. Ok, perfetto. Abbiamo subito un po' di danni, sì. Più che altro sì per le altre regioni, però la prima no. Bene. Allora, loro vabbè sono stati distrutti. Occupiamo... Wow ragazzi, guardate razzia, quanti soldi. Adi al suolo. No, la occupiamo. Bene, la occupiamo e abbiamo tutta la provincia greca adesso. Perfetto. Guardate. Tutta la provincia greca, controlliamo anche l'Epiro, quindi sicuramente l'Epiro
ci sarà una roba ottima. Cioè ci supporta. Fatemi vedere una cosa. Allora, qui abbiamo uno che non ci ama, però non ci odia. Cioè, non ci fa guerra più che altro. La parte commerciale non ne parliamo neanche. Scusate. Neanche qua, niente. Speriamo non ci dichiarino guerra. Perché effettivamente noi siamo degli invasori, Cioè, obiettivamente. Siamo noi arrivati. Allora, vediamo cosa possiamo dargli. Meno 40% sulle sanzioni per l'ordine pubblico. Allora, questa sicuramente. Perché comunque ci dà più movimento e ci dà anche un bel po' di caratteristiche in combattimento che sono positive. Questa non è male, Concordia, quindi ci fa apprezzare di più ai nostri nemici che abbiamo appena invaso. Questo è buono per un esercito che deve invadere. E io qua gli darei, esatto, questa qui, autorità, più morale, eccetera. Perfetto, loro sono un po' malconci, obiettivamente. Dovrei un attimo farli recuperare. A parte che qua adesso io posso reclutare tranquillamente. Ok, sì, qui non abbiamo abbastanza uomini per reclutare, va bene. Abbiamo però... Potrei prendermi queste, effettivamente. Però no, preferisco... No, lasciarli qua. Allora, li portiamo avanti. E l'obiettivo poi è andare a prendersi l'altopiano, perché da qua poi noi andiamo a controllare un po' tutto. Magari lo andiamo anche a liberare, cioè senza espanderci troppo, perché non rientra non rientra negli obiettivi attuali. Però, boh, vediamo perché ci sono anche questi, quindi vediamo. Guardate, potrei farla anche tornare indietro questa adesso, perché bene o male la visione qua adesso, il prossimo turno, per il prossimo turno ce l'ho. Sono 17. Qualcosa devo reclutare però, Patrizi. Qualcosina forse mi conviene. 1400, 1200. Allora, vediamo di reclutare ancora qualcosa per le navi a questo punto. Ah no, scusate, fatemi... Aspettate. Io, sì, ho dato per scontato che ci sono le strutture, ma esatto. Qua è da sistemare anche. Eh sì, è da sistemare. Allora, forse Apollonia è l'unica a cui potrei togliere questa caserma qua, perché obiettivamente... E lasciare qui la caserma di Manipoli. Tempio di Minerva. Aumenta l'abilità difensiva. Mm, Effettivamente il Tempio di Marte potrebbe essere una buona cosa da fare. Qui c'è il teatro greco, ma non mi interessa per ora. Allora, beh, prendo comunque 1009, quindi... Allora, cerchiamo di andare forti dove siamo forti. Quindi andiamo a prenderci... Questa è una Queen Reme, quadrireme, 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 quadrireme. Allora, ce le ho di le quadrireme, vado a fare una Queen Reme. Vediamo. Vediamo se paga questa scelta alla lunga. Il resto non mi interessa più perché ho il tratti acquisiti. Va bene. Fazioni incontrate, va bene. Ah, fatemi vedere una cosa. A proposito di fazioni incontrate, vediamo se c'è qualcun altro. Perché abbiamo sbloccato questi due, ok. Ah, c'è Pergamon. Vediamo. Mi accetta una patto di un'aggressione. No, però potrebbe. Sparta mi è neutrale, va bene. L'Armenia, ragazzi. Wow, l'Armenia dove arriva? Wow. Io faccio un accordo commerciale, no. Ah, scusate, un patto di non aggressione? No. Ah, perché è in guerra con Sparta e con l'Egitto. Ah, ok, va bene. No, l'Egitto è nostro alleato, cioè nostro amico, quindi...
Quindi no. Wow, gli armeni sono grossi, eh. Ah, ma perché? No, scusate, no, 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 no. Chi è questo? Ah, l'Egitto. Ok, va bene. Ok, ok, ok. Bene, ragazzi, abbiamo preso la parte macedone. Perfetto. Vediamo che ci entrino un po' più di soldi, ma non mi sembra particolarmente. Va bene, andiamo avanti, va. Altro turno, altra corsa. Andiamo veloci a sto giro, eh. Bene, si ritirano. Questa Sparta qui che sconfina un po' troppo per i miei gusti. Mm. Quel contingente vuole attirare la nostra attenzione, ma non so se ce la farà. Mm. Non ditemelo. Non ditemelo che si sono. Sono loro quelli che si sono uniti. Missione assegnata. Salta un insediamento o una rotta commerciale di questa fazione. Non ditemi che sono loro quelli che si sono uniti, ragazzi. Alla guerra. No, non sono loro. Non sono loro, però hanno delle azioni. Ah, sono. Va bene, ok, sono loro i mauritani qui. Però hanno delle azioni che non mi piacciono. Allora. Ma andiamo qua, va, cambiamo un attimo. Mm. Ok, hanno più o meno due eserciti. Ma io qua mi sento abbastanza sicuro, quindi in realtà non voglio, non mi interessa. Una volta che sto qua dentro io sono bello tranquillo. No, poi ho anche una lancia lì. Allora. Non mi sento molto in difetto, onestamente. Non so se faccio bene o faccio male, però non mi sento molto in difetto. Vado qua sopra, perché l'obiettivo devo liberare questa. Cioè una volta che libero quella, dopo sono tranquillo. Ci prendiamo un altro di questo qui. E basta, che non posso fare nient'altro, va bene. Ora la mia flotta l'ho potenziata. Andiamo a vedere questi se riesco a mandarli via da questa posizione. Ho anche le tre navi d'appoggio qua, quindi qualcosina dovrei riuscire a fare. No, ma che? Ma che? Vabbè, torniamo indietro. Sono troppo forti. Allora, andiamocene via perché qua ci fanno la festa. Mettiamoci al coperto. Wow, prendiamo veramente poco al prossimo turno, però non posso fare nient'altro. Non posso neanche andare a modificare niente, perché non ho soldi. Va bene. Niente, ci teniamo su questa linea d'onda. Comunque qui uno stato cuscinetto l'abbiamo fatto, quindi questo, questa zona qua mi sento abbastanza sicuro. Questa devo metterla un po' più al sicuro. Però va bene, dai, piano piano ce la facciamo. Neutrali. Allora, popolazione in eccesso in Sicilia, fazione distrutta, chi è morto? Non lo sappiamo. Condizioni stagionali, popolazione indignata, intruso, intruso, popolazione infelice, rapporto cantiere navale. Va bene. Allora, andiamo avanti. Noi qui abbiamo reclutato. No, se mi muore questo e questo, non mi... cioè, va bene.
Questo qua sarebbe meglio farlo rientrare da qualche parte. Facciamo rientrare così. Sì, anche la cavalleria non è proprio... Scusate, se io torno indietro, gli lascio giù l'unità a lui, torno qua. No, ma la cavalleria mi serve, dai. Diamo l'unità così. Va bene. Andiamo avanti. Ecco che rispuntano questi cartaginesi. Grande, grazie. Perfetto. Ah, c'è un conflitto, lì? C'è un conflitto. Questi qua che si piazzano qua. Allora, sviluppo militare. Quindi man mano che cresce il tuo potere, cresce il tuo bisogno di sviluppare le tue capacità militari o le strutture civili. Cosa è più importante per il tuo popolo? Io cosa sto facendo, ragazzi? Mi sembra il militare. Mi sembra. Vediamo. Sì, sto sviluppando il militare, perfetto. Rivolta qua, ma l'hanno già sedata i nostri alleati. Ecco, ricerca in una tecnologia nei lavori pubblici. Vabbè, oh raga, fa niente. Non la farò. Vediamo che cosa mi dà questa... Ah no, ok, dovevo ricercare. Ok, va bene. Ok, sono in guerra dichiarata anche loro con gli scordisci, va bene. Adesso gli facciamo le chiappettine. Ah, tra l'altro, wow, hanno recuperato tantissimo, bene. Sono contento. Questi Tilis, vabbè, mi fanno impazzire qua in questa posizione. Vabbè. Andiamo a prenderci questo insediamento, allora. Vabbè, gioco facile, va bene, non vado neanche a giocarla. Mi dà meno perdite se sono aggressivo, allora lo sarò. Cavoli però. Meno perdite, ma sta ceppa. Allora andiamo a liberarla, ragazzi. Andiamo a liberarla e ci creiamo un bello scudo romano. Di province romane. Alleate, come faceva Roma nella realtà. Allora, possiamo dare più ordine pubblico, più sell morale, battaglie d'attacco o mantenimento, assolutamente il mantenimento e assolutamente morale. E poi gli diamo qualcosa anche con le frecce, per le frecce, o gli diamo esperienza. No, abilità offensiva delle truppe. Bene. Allora, loro teoricamente adesso non dovrebbero essere un problema, perché io, avendo adesso, vedete, la protezione da qua sopra, io faccio un accordo commerciale e voglio anche che mi paghi. Ok, perfetto. E beh, la situazione inizia a diventare buona perché libero popoli. Ora ragazzi, il mio obiettivo non è quello di andare verso l'alto, ma di spostarmi di qua. E magari liberare anche Narona. Salona magari me lo tengo, però Narona io quasi quasi lo farei fuori. Vediamo adesso. Perché il mio obiettivo è proprio creare un cuscinetto e creare, proprio come aveva Roma, degli stati favorevoli al suo regno. Poi qua terremo questa regione di scorta per ora e vedremo... Ah, guarda qua, posso sbloccare. E vedremo cosa fare. Intanto andiamo a sistemare qua tutto sto casino. Questa la facciamo diventare una provincia militarizzata. Ci potrebbe stare. Cos'è questo? Ah. Tempio di Mercurio, interessante.
Allora, gli diamo la caserma di manipoli, ma già ce l'ho, quindi in realtà magari è da fare più tardi. Mercante di vino, biblioteca, salumeria, anfiteatro, oppure qua, però no, onestamente no. Allora, sì, per adesso facciamo questa qua. Poi, una cosa che voglio fare che mi sono già dimenticato è portare questo, portarlo qui. Lo faremo lavorare qua sopra per aumentare la romanizzazione di questa provincia. Loro sono ok, se ne stanno qui. Magari li potrei mettere qua in un futuro se vado a prendere Salona. Io voglio proprio assicurare che da qui non sbarchino più. Questo è il mio obiettivo. Perciò li andiamo a portare di qua. Questo è proprio il mio obiettivo. Tanto qua adesso si cureranno, quindi sono contento. Probabilmente ce la dovremo andare a giocare. Questi vanno bene 16. Dov'è la mia flotta? Qua. E loro sono sempre qui. Sti maledetti, oh. Vediamo se posso fare qualcos'altro. Qui c'è qualcuno da tenere d'occhio, quindi mi sposto qua. Poi con l'altra legione, ragazzi, si va in Africa perché qua veramente il terreno è lasciato molto libero. Molto libero. Quindi basta, mi sono stancato di avere delle incursioni in queste zone qua. Adesso devo mettere al sicuro anche queste zone. Ok, mi avanza ancora 2005. Allora con questi 2005 qualcosa andiamo a fare, dai. Andiamo a fare il Tempio di Marte. Wow, ci piace tantissimo il Tempio di Marte, va bene. Va bene, va bene, va bene. E ok, basta. Mi sento abbastanza coperto adesso. Speriamo di dormire sonni tranquilli. Fazione in ascesa, fazione incontrata, va bene. E adesso andiamo a fine del turno. Mmm. Fastidiosi questi, eh. Allora, pirateria. Li reclutiamo. Ribellione imminente in Macedonia, va bene. Va bene, non è un problema. Allora, questi però mi stanno un po' troppo... Ve ne dovete andare, ragazzi. Perché se no cambio anche il vostro atteggiamento, ve lo dico. Vi vengo a trovare. L'esercito qui accampato non mi piace. Anche questo è un po' fastidioso. Però vabbè, sono pochi uomini. Andiamo stiamo al di qua del ponte. No, non ci curiamo. Peccato. Siamo in bancarotta, ragazzi. Dobbiamo togliere delle truppe. Allora, dai, andiamo via con questa. E anche con questa qua a questo punto. Tanto ho queste qui di lancio. Ok, adesso siamo in positivo. Sì, perché per queste hanno abbastanza esperienze. Mi girerebbe le scatole, onestamente. Queste però ho paura che facciano una brutta fine. Eccoli qua, guarda che sono arrivati 5. Non mi piace la cosa.
No, entriamo in città. Vorrei capire come mai sono andato così giù tanto di esercito. Mi sembra di aver reclutato tanta fanteria, tanta roba, eh. Però, boh. Sarà che mi sbaglio. Questi cosa sono? Un ammiraglio. Entriamo nel porto. Che c'è l'inverno. Va bene. Andiamo avanti ancora di un turno. Vediamo cosa succede. Ma ho paura che non si metta tanto bene per noi, eh. Non so perché, ma ho questa impressione. Boh, magari mi sbaglio. Però. Tanto gli egiziani vanno a nord. Ok. Ok, i ribelli sono spawnati nel capoluogo, perfetto. Questo è l'ultimo turno, ragazzi, poi chiudiamo. C'è stata una rivolta, va bene, grado aumentato, sconfiggi il seguente esercito. No, non lo farò, non lo farò, non andrò a inseguirli. Assolutamente no. Ma io li lascerei anche crescere questi in realtà, non mi interessano. Condizione guerra dichiarata. Ok, allora vediamo un attimo il regno di Ordrisio, se adesso mi darà la pace. Sì. Diventi anche mio stato cliente? No. Allora, non mi dà il patto di non aggressione. Vediamo. No. Moderata, vediamo. Eh? No, no. Non hai capito niente. Non vuoi darmi 1800, mi dai 1200. No, no, mi dai 1200. Allora, te ne puoi rimanere lì a marcire. Sono alleati militari questi. Ecco perché mi odiano. Va bene, adesso andiamo a pacificare questi qua, se riesco. Che non ho. Continuo ad andare in negativo, ragazzi, con il denaro. Come mai? Come mai? Devo rinunciare a qualche nave io? Non so. Ok, portiamolo qui a fare il suo lavoro. Benissimo. È stato già l'economia 5. Allora, attacchiamo. Anche se non è che sono proprio informazione perfetta. Infatti. Sono un po' deboluccio. Interrompiamo l'assedio o continuiamo l'assedio? No, interrompi l'assedio. Mettiamoci dietro il ponte perché è che non riesco neanche a curarmi. Quello è il problema. Scusate. Allora, se no potrei andare ad attaccare questi Tilis, ma onestamente non mi interessa. Vediamo qui a nord come sono messi. Andiamo a vedere un po'. Mm. Hanno un po' di uomini ce l'hanno.
Non tantissimi. Dov'è Massilia, porca miseria, che mi deve far fuori questi? C'ho una paura che vengano qua. Zero. Sto iniziando ad avere dei problemi di mantenimento di tutte queste unità, Vireme, vireme, vireme. Il miglior modo è fare un bel attacco. Vediamo un po'. Sfoltiamo un po' la flotta. Adesso sono diventato fortino. Vittoria moderata. Dai, via di equilibrio. Sfoltiamo un po' la flotta e l'abbiamo portata a casa la vittoria. Li posso... Cavoli, però ho perso 2 qui in remi, Allora, rilascio i prigionieri. Così recupero un po' di... Ah, vedete, era questa che mi bloccava. Io qui ci arrivo? Sì, ci arrivo. Qui c'è un'altra nave loro. C'è questa. A me non interessa. Dovrebbero essere messi male anche loro. Poi l'appoggio della città. Del porto. No, non c'era l'appoggio del porto, però va bene. Unità equilibrio. Un'altra vittoria per Roma. Perfetto. Sì, sono stato un po' azzardato, ragazzi, perché ho consumato troppo della flotta. Pensavo meglio. Uccidiamoli. Il loro generale deve morire. Torniamo indietro. Ah, non posso neanche... No. Niente, non posso neanche fare nulla. Mamma mia, ho praticamente perso la flotta. Vabbè. Va bene. Allora, bireme, quadrireme, quadrireme, quadrireme. Questa cos'è? Quadrireme, quinquireme. Ok, quindi ho solo quadriremi. Vabbè. Vabbè. Speriamo bene al prossimo turno. Ok, adesso però almeno ho recuperato un po' di... Ho recuperato un po'. Allora, devo andare qua e rifarmi un po' l'esercito per poter mettere in sicurezza questa zona. Ho anche questo d'appoggio, però sono poche unità. 3004. Allora, posso andare sull'olio o la ricchezza più... No, ma no, la ricchezza no. Qui si punta un po' sull'agricoltura. Qui è una cosa metà metà. Commercio, anfiteatro. Anfiteatro. Andiamo un po' sulla... Bah. Ma così esporto di più, però non è che non ho neanche un'economia da esportazione. Questo qua dovrei farlo diventare un pescivendolo e fare questo un porto commerciale. Potrei anche farlo. Va bene, dai, lo mettiamo, lo trasformiamo in un porto commerciale, poi ci pensiamo al resto. Va bene, signori, il gameplay finisce qua. Grazie per essere stati con me. Ci vediamo al prossimo. Ciao. Forza Roma!